Rieccoci l'appuntamento settimanale del martedì 19:30, 20 e 25 con il sindaco risponde ai vostri messaggi, alle vostre telefonate e alle vostre email. Ricordo i numeri per interagire: 049 80 77753 per chiamare in diretta, 345 33 41171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per mandare l'email durante la settimana oppure in trasmissione, e dopo tutto questo vi ricordo che anche siamo in diretta sulla pagina Facebook, quindi potete sulla pagina ai Reporter potete fare delle domande anche ovviamente da quella pagina. Ci sono già altri 4 messaggi, andiamo Dennis con il primo. Abito in via Carasi, da quando passa il bus 22 davanti a casa mia si è formata una buca che fa tremare la casa. La via non è sicura per fare passare il bus, le macchine vanno sul marciapiede, questo lo scrive Luigino. Sindaco, deve risolvere questo problema di via Carasi, perché è diventata ormai link tra il comune e la Mandia, è diventata la storiella del sovrintento, come si dice in dialetto veneto. C'è questo pullman che passa, mi hanno detto gli abitanti, che fa addirittura 25.000 km in più, che non serve, che quei pochi che l'hanno richiesto vanno addirittura in auto per prenderlo. Cioè, una verifica magari andrebbe fatta sotto quel punto di vista. Stanno verificando oggi pomeriggio questa cosa qui. Ho visto anche qualche cittadino si sta confrontando con l'assessore e Bus Italia, per cui penso che la soluzione sia a brevissimo. Non è la prima volta che so questo problema. Per cui, al di là che domani rispondo, faccio rispondere, però so che stanno verificando in questo momento. Lo stanno seguendo con attenzione. Oggi pomeriggio. Bene, proprio oggi in giornata, quindi i cittadini di Mandia, di quella zona di via Carasi, hanno potuto sentire in diretta che già da oggi stanno verificando il tutto. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis. Buongiorno, sono Cavallari Mauro. Pongo all'attenzione del sindaco la situazione del Prato della Valle, al sabato completamente bloccato per l'ingresso irrazionale al nuovo parcheggio del Foro Boario. Non crede che si debba fare un ingresso da via Carducci o studiare una soluzione alternativa? Faccio i miei complimenti per le tante cose giuste fatte a Padova. Saluti. Beh, uno gli ha fatto i complimenti, almeno. Grazie. A persino fatto quel parcheggio, un bel parcheggio, però ci sono quelle entrate lì, ovviamente il sabato. Ma è un problema quell'area lì, è vero. Non mi ricordo più se ho già detto o no, portate pazienza. So che noi dobbiamo mettere a posto l'area della Piani, la curva, nel senso che è pericolosissima, stanno cadendo calcinarsi, è tutto transennato. Per cui la logica è mettere a posto quella curva. Scusi, la tribuna o la curva? La tribuna? La curva, quella che dà in via... la curva. Quella che... Piani? Sì, la Piani. E qual è la curva? La curva è dietro le porte? Cioè... Esatto. Ah. Sarete presente, è transennata, perché cadono il calcinarsi, è pericolosissima, sta crollando. Per cui abbiamo messo a bando un investimento per demolirla e farla come era una volta, con terrapieno, con delle tavole. Per cui quella zona lì verrà completamente messa a posto. A breve anche, perché è veramente, primo è un posto veramente degradato, perché il parcheggio tra virgolette è anche bello, nel senso è stato rifatto tutto, poi i turisti... No, il telespettatore diceva in quella entrata, solo in quella entrata lì... Ma modificando la viabilità si modifica... modificando... E si può fare l'entrata, dice, da via Carducci? Bisogna fare il piano, ovviamente demolendo il vecchio a piani, la parte interessata ovviamente, si può rivedere un attimo tutto, ecco, senta, perché adesso non si può passare. Senta, quella gradinata dello stadio a piani rimarrà così? No, ho appena detto che viene abbattuta. Ha detto la curva, io ho capito la curva. Ho sbagliato, mi ecco, fa piacere che stia attento. No, l'ho chiesto la curva 2 volte, le metto la curva dietro la porta, quella tribuna... L'area che era inficiata perché crolla il calcinaccio. I distinti, praticamente, i vecchi distinti. Bene, demolita e rifatta. La curva io intendevo quella sotto l'aspetto storico, no, ho sbagliato io, chiedo scusa. Perfetto, allora ma quando verrà questa storia? La sento da molti anni, sindaco. No, io la sento da molti anni, sono molti anni di richieste. Con i soldi che sono arrivati non si può una volta per tutte buttarla giù. Ho appena detto, non sta attento. Si farà? Non sta attento. Allora, 8 che si fa, è già messa a bilancio.
Non l'ho detto, no, ho sentito tanti anni, è stata messa la prima volta il bilancio. No, parlo di tanti anni scorsi anche, parlo con le precedenti amministrazioni, non solo quando c'era lei. Da molti anni sento che quella verrà messa giù, verrà fatto metà, non da quando c'è lei, ma anche prima di altri sindaci. È stato finanziato la demolizione e il rifacimento, come era storicamente, per cui con terreno molto meno invasiva rispetto adesso. Messaggio, andiamo Dennis. Gentile sindaco, volevo capire perché venendo dall'ospedale devo arrivare fino al tribunale per andare in stazione e perché non è consentito andare in auto in piazza stazione pur essendo così grande. Grazie Silvia. No, è un problema di viabilità, ovviamente, e noi cerchiamo che la viabilità sia più fluida possibile in questi casi. Io penso che abbiamo risolto parzialmente dopo i lavori che sono stati fatti. Vi ricordo che stanno facendo i lavori anche dei sottoservizi per quanto riguarda il SID2, per cui il nuovo tram che cominceranno operativamente sotto la superficie in primavera. Nel frattempo stanno facendo i sottoservizi che chiaramente possono essere un po' invasivi, ma un po' alla volta vengono sistemati tutti. Altro messaggio, Dennis, fatemi un segnale quando sono terminati perché non ricordo più, credo sia il quarto questo. Sì, questo è il quarto. Buonasera, solo un appunto. Entrando in città da Strada Battaglia, prima della chiesa del Bassanello, a destra e sinistra si incontrano stabili che definire fatiscenti è fare un complimento. Saranno pure private, ma non mi sembra un bel colpo d'occhio per chi arriva in città per la prima volta. Mario. A chi lo dice questa cosa qua, non ne posso più di vedere queste cose qua. Ho sempre detto che è una schifezza veramente, entrando sia a destra che a sinistra, in particolare a destra entrando nella strada battaglia. Stiamo cercando di risolvere il problema, sono privati, noi siamo uno Stato di diritto per cui i privati non possiamo aprire. Nel nuovo piano regolatore, piano di interventi, stiamo cercando delle soluzioni che non sono facili. Però sono perfettamente d'accordo che entrando da parte del Bassanello veramente è una cosa orrenda e bisogna risolvere in qualsiasi maniera perché, in senso di diritto comunque delle persone, è veramente un biglietto da visita importantissimo per Padova che non viene assolto. Ricordo che il famoso... E quindi come farà, dico, essendo nel privati? Piano regolatore, nel nuovo piano regolatore che sarà fatto in primavera. Quindi acquisterete come amministrazione quelle case? Vuol dire lì? che troveremo delle soluzioni tecniche per ovviare a questo problema. Stiamo vedendo Milano come ha fatto in questo senso. Allora, è chiaro che quando uno è privato non si può abbattere. Certo. Per cui no, vi spiego. Allora, la soluzione quale potrebbe essere? Dare degli incentivi, che vuol dire crediti edilizi, a un privato, perché possa a sua volta venderli a un altro che costruisce. Per cui vuol dire che se io abbatto una proprietà privata ho un credito che qualche altro può comprare, per cui un vantaggio che diamo sotto l'aspetto pubblico. Non è facile, dobbiamo fare il piano regolatore, il piano del sindaco, come dovete chiamarlo, e sarà pronto in primavera più o meno. Lei è bello coi tempi, quando me ne dice qui puoi sempre porre i tempi perché la burocrazia i tempi sono incide. molto C'è una strani. telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera direttore, sono Guglielmo e chiamo da Chiesa Nuova. Prego. Saluto il signor sindaco, devo dire la verità, io sono un elettore di destra, però mi piace come si comporta il signor sindaco di Padova. Grazie. Guardi signor sindaco, io però sono contrario al tram. Ringrazio il cielo che pare che Chiesa Nuova sia stata per il momento esautorata da questo problema. Perché guardi, io ho visto molte persone anziane cadere in bicicletta, in motorino, farsi molto male, essere ricoverati in ospedale. Ne sa qualche cosa anche il signor sindaco ex Zanonato. Allora io dico questo, perché insistere sul tram? Ma qualcuno ve l'ha imposto, magari l'Europa, perché mi sembra un mezzo assolutamente fuorviante, pericolosissimo per chi cammina o va in bicicletta o in motorino. E poi c'è la possibilità di avere i bus elettrici, i
bus di diverse dimensioni. Non capisco questa insistenza sul tram, mi sembra quasi un obbligo a cui lei è diciamo comandato di rispettare. Ho questa sensazione, probabilmente sbaglierò perché sarà una sua scelta, però ho questa sensazione che le sia imposto all'alto. Poi una piccola battuta, signor Sindaco, con tutte le rogne che ha, chi glielo fa fare? Aspira ad un ruolo politico più importante, e se lei aspira a essere senatore o deputato, mi creda, la voterò se lei si candiderà, anche se non sono della sua parte politica. Ma qual è la molla che le fa sostenere tutti questi disagi, tutti questi problemi? O lei è molto buono perché uno si dà alla comunità, oppure ha degli obiettivi politici. Mi può rispondere per cortesia? La saluto molto cordialmente, saluto anche il direttore, grazie infinite. Grazie, credo che ha fatto. Mi piace moltissimo questa domanda. Allora, facciamo anche un primo piano al sindaco, chiedo alla regia, così racconta e risponde. Sono un civico, non ho partiti. È un po' appoggiato. Chiedo scusa, posso parlare? Allora, Sì, sono un civico, di conseguenza sono appoggiato anche da partiti, ovviamente, però la mia logica è fare qualcosa per Padova, è molto importante. Allora, chi te lo fa fare? Questo qui, anche qualcuno in famiglia me lo chiede. Io penso di avere un po' di senso di responsabilità nei confronti della città. Non so di se io sono bravo o qualche altro, no. Però mi interessa molto la città perché mi ha dato molto, sotto l'aspetto affetti, sotto l'aspetto lavoro. Mi piace, amo questa città, l'ho detto 1000 volte, mi interessa moltissimo. Per cui cerco di darmi da fare il più possibile proprio per la città. Lo so che è difficile da credere, non ambisco andare né a Roma né nelle zone, anche perché ho un'età francamente che non so. Insomma Berlusconi è un po' più vecchio. Berlusconi sarà Berlusconi, io non ho nessuna intenzione di andare né a Roma né a Venezia, non mi interessa. Dimostra meno degli anni che ha. Questo è vero, grazie. Lo dicono anche moltissime signore che mi fermano per strada, dice lei ha molti meno anni di morire. No, guardi, è la stessa età, però dice lui ha fatto un crollo. Fa un paragone con me che ovviamente parto già perdente. Rispondo un attimo sul tram. Devo dire, l'ho detto già qualche altra volta, non ero interessato a fare il tram, cioè non lo concepivo, per me era sbagliato. Devo dire che sono due cose diverse, il bus elettrico... Sindaco, però per rispondere secco alla domanda che l'ha fatto... non posso rispondere secco. La prima domanda lei capisce perché. Le è stato imposto? Ma assolutamente, non impone niente. Perfetto, nessuno. Prego. No, quando mi sono presentato, ancora che ero da solo, non ero nessun partito, non mi impone nulla nessuno, solo la città mi impone le cose. La città, la gente che ha votato, anche quelli che non hanno votato, a me interessa la città. Per quello ho detto sono un civico, non c'è nessun partito che mi dice cosa devo fare, mi mancherebbe questa cosa. Allora, trasporto di massa vuol dire portare più persone possibile, e infatti il tram, le 3 linee quando saranno completate, vuol dire portare 20 milioni di persone all'anno, vuol dire che la città cambia, ma cambia in maniera radicale. Come ho detto prima, non ero favorevole al tram. Pensavo al filobus, onestamente, mi hanno dimostrato i tecnici, sia PS che i tecnici nostri locali, che il trasporto migliore è quello di massa, è quello del tram, perché non c'è nessun bus elettrico che possa portare. Noi avremo i bus elettrici, stanno arrivando 56 bus elettrici, però non ha la capacità di un tram. Se uno guarda cosa porta il tram, solo quello della cella, porta un numero di persone incredibile. Per cui, rispettando l'orario? Rispetto all'orario in 3-4 minuti, è un mezzo confortevole, sicuro nonostante tutte le polemiche che vengono fuori. Vi ricordo che è prodotto dall'NTL, che è acquistato dall'Aston, che è la seconda azienda mondiale che produce tram e similari. Perché? Perché è un mezzo che non solo è operato da qualche città, ma sarà rilanciato perché primo costa meno del tram tradizionale, che ha ovviamente il tram tradizionale tipo Milano, che ha 2 corsie. Secondo, ha un raggio di curvatura molto stretto, molto interessante per le città storiche come la nostra. Terzo, può fare anche salite fino al 3-4%, cosa che gli altri non possono fare. Io vi garantisco che prima di autorizzare, posto che posso usare questo termine, questo mezzo, ci abbiamo pensato mesi e mesi, è il sistema ideale per iniziare come parlo. Il Ministero, quando ce l'ha approvato,
e vi ricordo che tra poco sarà approvato anche la terza linea che fa Rubano-Vigonza, per cui passerà anche per via Chiezanova, tanto per illuminare la serata ascoltatore. Il Ministero ha detto: avete fatto un progetto eccezionale, spero che anche altre città medie, noi siamo città né piccole né città medie, facciano lo stesso sistema. Lo stesso è gradito dal 70% delle persone. Vedete la sella quante persone passano. Lo stesso c'è anche a Venezia, a Mestre Venezia. C'è anche a Mestre Venezia, ma sono anche altre città e sarà implementato anche da tante altre città. Non vuole fare carriera politica, senatore? Ma che carriera politica? Io sto... No, le chiedo la domanda che le ha fatto. Assolutamente no. Assolutamente no. Non voglio andare a fare il senatore nel Parlamento. Mi interessa, parla, punto. Messaggi. Dennis, abbiamo ancora molti messaggi, cominciamo con il primo. Buonasera, volevo chiedere al signor Sindaco da quando il regolamento comunale permette la libera circolazione di bici e monopattini per i marciapiedi di Padova. In particolare zona Pontecorvo e via San Francesco non si riesce a camminare perché le bici sfrecciano velocemente e spesso con arroganza scampanellano per farsi largo sui marciapiedi. Mi associo. Sì, ha ragione. Mi associo di volta a questi messaggi. Hanno ragione. È un problema di educazione. No, assolutamente non si può andare in marciapiedi. Ma dargli la multa, sindaco, mi scusi se ancora un'altra volta. Mi scusi se lo dico. Le diamo le multe, No, io non ho visto nessuno mai vigile dare una multa ai monopattini. Passo spesso per il centro. Ma cosa fa il vigile? Vedo che passano con i vigili di fronte e non li ha mai fermati nessuno. Ma allora, tanto per chiarire, ci vuole un personale della polizia locale che abbia la moto o la macchina? Cosa pensa? Correre dietro a qualcuno? Non è impossibile. No, certo. Per essere pratici, noi diamo le multe, le sanzioni, però il problema di educazione, non si può andare in sottoporsi, non nei marciapiedi. Purtroppo c'è un po' di maleducazione, noi stiamo cercando di fare il possibile, ma vi garantisco che le sanzioni le diamo. Ed è un dispiacere dare, perché spesso volentieri sono ragazzi giovani, però le diamo. Purtroppo un po' alla volta, e spero che sia un po' di educazione, sta migliorando un pochino la cosa, obiettivamente. Se lei non ha visto che diamo le multe, lei deve mettersi una volta fermo, 6-7 ore e guardare cosa succede. No, perché gira una volta, non vede niente. Ha ragione, le faccio un esempio. Sabato, le dico, ero con mia moglie in via Roma, e da via Roma c'è la galleria che porta fuori praticamente di fronte alla prefettura, a presente la galleria, certo, dove c'è Pandora, tanto per non fare pubblicità. E mentre stavo venendo su dalla prefettura per andare in via Roma, due biciclette hanno fatto la curva a tutta velocità e sono entrati in galleria a tutta velocità. Chiedo a mia moglie, le ho fermate entrambe, mi hanno mandato a quel paese una ragazza e un ragazzo, e se metto un vigile lì vedrà che ne prende molti di soldi, ne prende molti. La logica dell'amministratore comunale non è sanzionare, è educare. Ovviamente però, anche sanzionare chi non si l'ho fermata, poi ha ripreso la bici, mi ha mandato a quel paese, dunque vabbè. È un problema di educazione. Sono d'accordo con lei, ma molto probabilmente, essendo maleducati, va data anche la sanzione. Altro messaggio, andiamo Dennis. Buonasera, chiedo al sindaco di impegnarsi a far sì che vengano tolti gli impianti semaforici su via Armistizio agli imbocchi della tangenziale, che vengano sostituiti con rotonde, lo spazio c'è, in modo da fluidificare il traffico. Grazie Mimmo, che scrive dalla zona della Mandria. Non so se è già in progetto qualcosa, devo verificare con l'assessore di competenza, con l'assessore Michelizi, non lo so, questo non siamo facendo rotonde, siamo facendo tante. Però... ma lì lo spazio mi sembra, non so tecnicamente, non sono un tecnico, però lo spazio mi sembra ampio per poter fare anche il ragionamento di Mimmo dalla Mandria. Andiamo con l'altro messaggio. Buonasera signor Sindaco, abito in via Monte San Daniele ai confini con il comune di Selvazzano. Da ormai 20 anni non viene fatta la potatura delle piante lungo la via e la parallela via Monte Alto. Le fronde arrivano quasi a terra, è stato richiesto più volte l'intervento ma senza esito. Grazie, saluti. Vi ricordo che tutti i messaggi che arrivano hanno un numero di telefono, quindi... E infatti verranno chiamati tutti quanti per dare la risposta, non lo so la risposta, però mi attiverò per venga... fatta la potatura. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis, scrivono davvero molto, andiamo pure. Questo è l'ultimo di questa serie. Buonasera, due domande. Uno, cosa ne pensa dei tafferugli di ieri pomeriggio in Prato, dove Coalizione Civica ha appoggiato i riottosi manifestanti? Due, si ricandiderà in primavera? Se sì, con quali forze politiche e civiche?
Ok, allora. E perché sorride? Sorrido, perché mi chiedono continuazione. Allora, parte seconda, dicerò non per fare il prezzo prima delle feste, dopo le feste, perché sono talmente impegnato a cercare di portare a casa risorse sotto l'aspetto del PNRR che attualmente non ci sto pensando. Non credo sia una priorità nemmeno per gli abitanti di Padova questa cosa qua. Ci penseremo con calma perché è una cosa decisamente importante. Ma è più verso il sì o più verso il no? Non sono 50-50 come al solito. Non risponderò quando sarà ora. Tutti quanti dicono lo farò, può essere, a me interessa molto, ma mi affascina questo mestiere. Mestiere non è vero il mestiere, è una cosa bellissima da farsi, come ha detto qualche ex sindaco, il più bel mestiere del mondo, è anche molto impegnativo. Vuol dire che non so, non voglio passare per eroe, come il discorso di prima, però è una cosa bella che si fa per la città. Io questa città ci vivo, ci abito, mi piace da matti, per cui penso con vuol dire il mio staff, i miei assessori, di fare qualcosa di importante per la città. Spero che sia anche compreso questo, e questo ci saremo più avanti. Per quanto riguarda la manifestazione, allora, tutti possono manifestare, Novax, qualsiasi, basta non violenza, per cui se l'autorità dice fermatevi, deve fermarsi. Io capisco che tutti avevano visibilità, per cui personalmente il questore si è comportato in maniera perfetta, non ho niente da dire, per cui io sono per la non violenza in qualsiasi caso. Possono tutti quanti manifestare il prossimo di sé, non sono essere d'accordo, però mai violenza, mai. Nei confronti poi di istituzioni assolutamente no. Per cui questa è la mia opinione. Io capisco che era un argomento molto difficile, il Presidente Bolsonaro, il Presidente del Brasile, per cui è stato sviluppato in certe maniere. Non approvo la violenza, lo ripeto per l'ennesima volta, ognuno può pensare come vuole, però si manifesta in maniera civile senza violenza. Andiamo in pubblicità, vi ricordo i numeri per prenotarvi: 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 41171 per i messaggi, e il sindaco risponde @gruppotv7.com per prenotare durante la settimana le richieste al sindaco. Rimanete con noi a tra poco.